distrutta da Annone Veneto dopo una violenta rissa vicino al municipio. I carabinieri cercano tracce di accelerante. Dopo giorni di tensioni e polemiche per la presenza del padiglione Russia alla Biennale, c'è grande attesa a Venezia per il previsto arrivo del ministro Giuli, dove lo attende il presidente Buttafuoco. Derubato a Mestre prima dell'incontro sulla sicurezza in via Piave con uno dei candidati sindaco di Venezia. Il fatto ieri sera, città cambiata e violenta, dice Fabrizio Preul, depredato. Montano proteste e opposizioni contro il progetto del più grande parco agrivoltaico d'Italia previsto a Torre di Fine. Oggi la manifestazione di cittadini e comitati contrari. È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Mirano Dondino Pistolato, parroco di Gambarare di Mira, accolto da improvviso malore dopo la lezione scolastica. Un presidio contro il linguaggio d'odio organizzato dall'Associazione Universitaria Futura di fronte al campus di San Giorgio a Venezia dopo le contestazioni subite per gli incontri con Emanuele Fiano e Carlo Calenda. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. Auto incendiate, andate completamente distrutte, è accaduto ad Annone Veneto. Tutto questo dopo una violenta rissa vicino al municipio. I carabinieri ora cercano tracce di un accelerante. Notte di paura ad Annone Veneto, dove 4 auto sono state distrutte dalle fiamme in un incendio divampato in un'area di sosta. Il rogo si è sviluppato nel cuore della notte, svegliando i residenti della zona e i tanti automobilisti in transito che hanno dato l'allarme vedendo i veicoli avvolti dal fuoco, considerato che proprio a ridosso si trova anche un distributore di carburante. Subito allertato anche il primo cittadino di Annone. Il primo pensiero va sicuramente ai possessori delle auto, che comunque insomma sono persone che usano l'auto per lavoro, per impegni familiari, e quindi si trovano sicuramente adesso ad avere un problema in più da risolvere. E poi insomma certo non fa piacere che succedano questi episodi, soprattutto nel paese dove appunto si sta amministrando. I proprietari delle auto andate letteralmente distrutte sono 2 residenti di Annone Veneto e 2 cittadini di origine rumena di etnia rom. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Motta, Portogruaro e San Vito, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altri mezzi. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri. I militari stanno verificando la presenza di eventuali tracce di accelerante sui veicoli e sull'asfalto per capire se si sia trattato di un incendio doloso. Un elemento che gli investigatori stanno valutando con attenzione è quanto accaduto poco prima del rogo nei pressi del municipio. Sarebbe infatti scoppiata una violenta rissa tra più persone. Gli inquirenti stanno cercando di capire se tra i 2 episodi possa esserci un collegamento e se le auto possano essere state date intenzionalmente alle fiamme come possibile ritorsione. Comunque anche nel municipio nella piazza ci sono delle telecamere, per cui se le forze dell'ordine dovessero aver necessità, tramite gli uffici c'è la possibilità di accedere anche a questi video. Al momento nessuna pista viene esclusa mentre proseguono gli accertamenti. Era uscito per cercare Bruscandoli questa mattina, ma poi non è più rientrato a casa. È scattato immediatamente l'allarme con le ricerche che hanno portato al ritrovamento dell'uomo privo di vita tra le acque del Piave. Tragedia Musile di Piave, il corpo dell'82enne ritrovato esanime dai sommozzatori di Mestre e dei Vigili del Fuoco. Lo hanno appunto recuperato sotto il ponte dei Granatieri, ormai senza vita. Aveva lasciato la bici nelle vicinanze in territorio di Passarella. Tra le cause al vaglio dei carabinieri un possibile malore, cui è seguita la caduta nel fiume. Continua a tenere banco la polemica attorno al padiglione della Federazione Russa alla Biennale di Venezia. In queste ore tutto ruota intorno alla presenza o meno del ministro Giuli, annunciata per giovedì prossimo. Ci sarà o non ci sarà il ministro dei beni culturali Alessandro Giuli giovedì a Venezia ai giardini della Biennale per la presentazione dei lavori di restauro ultimati al padiglione centrale?
Attorno a questo interrogativo più che mai attuale in queste ore si riuscirà a capire anche quanto lo strappo tra il Ministero dei Beni Culturali e il Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco circa la presenza della Russia alla prossima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia sia effettivamente ricucibile. Attualmente l'appuntamento è confermato, ma la presenza del ministro, data in forte dubbio, in queste ore si sta muovendo come grande pacificatore il senatore veneziano Raffaele Speranzon, profondo estimatore, sostenitore ed amico di entrambi. La presenza del ministro è stata annunciata dallo stesso Buttafuoco alla conferenza stampa del Padiglione Italia, quando Giulia aveva nettamente espresso in un video il suo dissenso alla partecipazione russa. L'arte è, dal nostro punto di vista, una delle migliori espressioni dell'identità plurale di un popolo ed è libera quando è libero il governo che la mette in condizione di esprimersi. L'Italia appartiene al mondo libero ed è felice di valorizzare qualsiasi forma artistica, anche l'arte dissidente. Non si può dire lo stesso delle autocrazie che all'interno della Biennale di Venezia sono titolari di padiglioni come quello della Federazione Russa, che verrà aperto, contrariamente all'opinione del governo italiano che rappresento, per la libera, autonoma scelta della Biennale di Venezia, che siamo tenuti a rispettare. Ne prendo atto. Tra le voci della cultura veneziana, ecco quella di Scardi dei Pittura Fresca. Dovrebbero partecipare tutti anche in caso di conflitti, anche perché molto probabilmente lo sport e la cultura possono risolvere i conflitti e quindi chiudere le porte del tutto io lo considero sbagliato. Chiaramente se uno fa propaganda di regime non lo accetto. Nel frattempo il Ministero non molla la presa e ha chiesto alla Biennale di ricevere tutta la documentazione riguardo la presenza del padiglione russo alla Biennale. La Russia è proprietaria del padiglione dal 1914. Qualcuno ha ipotizzato anche l'invio di ispettori, che però non è ancora stato confermato. Tutto il Veneto si schiera però con Buttafuoco e la Biennale per la sua autonomia, mentre il capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini, ha chiesto al ministro Giuli di riferire in Parlamento sul caso. Congiunto di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco per restituire ad una cinquantenne il suo appartamento occupato da almeno 8 mesi da una 47enne. Durante questo periodo l'uomo, un disabile psichico, era costretto a vivere in garage. Al momento del blitz di sgombero delle forze dell'ordine, la donna si sarebbe barricata in casa assieme ad un'altra persona, circostanza che ha richiesto anche l'intervento dei Vigili del Fuoco. Derubato a Mestre prima dell'incontro sulla sicurezza con uno dei candidati sindaco al comune di Venezia, accaduto ieri sera. Telefono e portafoglio rubati all'interno della sede Gruppo di Lavoro Piave in via Piave a Mestre, proprio dove era in programma l'incontro con il candidato sindaco Andrea Martella, con i residenti e i disagi vissuti proprio in quell'area. Quindi il candidato ha avuto modo di vedere in diretta episodi che succedono, ma succedono in via Piave come succedono in tante altre parti. Subito dopo il furto, con destrezza, il primo impulso di Fabrizio era stato quello di rincorrere uno dei 2 ladri, poi riconosciuti nelle foto segnaletiche mostrategli dagli agenti della polizia locale, cui si era imbattuto proprio fuori dalla sede dell'associazione. Mi hanno fatto vedere delle foto e ho riconosciuto immediatamente i personaggi e allora poi con il loro sistema del controllo di telecamere sono riusciti a individuare il personaggio che mentre metteva il portafoglio in via Fiume su una bicicletta. E quindi l'hanno raggiunto, non l'hanno preso naturalmente perché è già andato via, però hanno recuperato il portafoglio con tutti i documenti, mancavano le carte di credito e ovviamente i soldini e poi il telefonino. Episodio che riaccende il tema sicurezza a Mestre. Le cose sono peggiorate nonostante tanti proclami, c'è tanta gente in giro per la città, ci sono troppi sbandati, ci sono senza fissa dimora, c'è un po' di tutto.
Un programma condiviso per il cambiamento a Venezia, al Candiani di Mestre, stretta la convergenza programmatica del PD con le 100 idee per Venezia elaborate in questi anni dalla Fondazione Gianni Pellicani e la candidatura a sindaco di Andrea Martella. Casa, lavoro, salute, sicurezza, sono tanti i problemi e i temi caldi di una città che ha bisogno di un cambiamento radicale e la convergenza delle 100 idee per Venezia, frutto di un lavoro della Fondazione Pellicani che in 3 anni ha coinvolto centinaia di persone, con il programma del Partito Democratico, rappresenta secondo i proponenti una piattaforma condivisa con i cittadini per la svolta che la città si attende. In questi anni non c'è stata partecipazione, non c'è stato confronto, che la città è stata gestita in modo arrogante, senza parlare con i cittadini. Io avrò un altro stile e un altro metodo in cui la partecipazione e il confronto saranno messi al primo posto. E l'altra richiesta che mi viene fatta è quella di ripristinare, di rifondare le municipalità, di fare in modo che le municipalità siano un luogo di governo del territorio, vicino davvero ai cittadini. Durante l'incontro al Candiani di Mestre, partecipazione è uno dei termini che ricorrono più frequentemente, non solo per l'arricchimento che porta in dote un percorso condiviso, una pluralità di analisi, ma anche per definire le priorità che dovranno essere affrontate. La sicurezza rappresenta un'emergenza, questo lo vediamo tutti, ma per affrontarla bisogna sì intensificare i presidi del territorio, bisogna sì intensificare la repressione dei reati, ma bisogna soprattutto sviluppare politiche di prevenzione sociale e di rigenerazione urbana. Le cose sono collegate, tant'è che noi con 100 idee per Venezia proponiamo di creare un assessorato che tenga insieme queste due cose. Martella ha rivolto un invito diretto a Pellicani, definito instancabile motore di tante iniziative di ricerca, riflessione ed elaborazione, ad essere protagonista nelle liste del PD e del futuro governo della città. Città che, ha concluso Martella, ha bisogno di un sindaco più presente. Affrontare le grandi emergenze della città, su cui il sindaco ha voce in capitolo, la sanità in primo luogo, andando in regione a chiedere più medici di base, oppure la casa, parlando con l'Ater seriamente e con la regione, e ancora con le grandi aziende che insistono nel nostro territorio, la Fincantieri, l'Eni, ed ancora naturalmente con le realtà economiche che agiscono nel Comune di Venezia e in tutto il territorio, il porto, l'aeroporto. E il candidato del centro-destra nella corsa Caffarsetti, Simone Venturini, oggi a Marghera per presentare il suo simbolo elettorale. Oggi vi abbiamo presentato il nostro logo, il colore giallo, colore della gioia, della primavera, del divertimento, del sorriso, della gioia. E appunto lo scopo nostro è portare una politica fatta di rispetto di tutti, anche dell'avversario, di contenuti e anche di sorrisi. Simone Venturini, candidato sindaco per il centrodestra alle prossime amministrative di Venezia, ha presentato il simbolo elettorale della lista Simone Venturini Sindaco con lo slogan Avanti insieme e come colore distintivo il giallo. Tra strette di mano e mazzi di mimosa ha scelto il mercato della sua Marghera per presentare il suo simbolo elettorale. La scelta di avere molti giovani in lista rappresenta anche questo, la volontà di dare uno sguardo verso il futuro. Il giallo è il colore della primavera, quando la stagione riparte, e soprattutto vogliamo evitare che si torni all'inverno o all'autunno che la nostra città ha vissuto tanti anni fa con la crisi del comune, da cui è finalmente uscita grazie al lavoro dell'ultima amministrazione. Un presidio contro il linguaggio d'odio e a difesa del confronto democratico è stato organizzato dall'Associazione Universitaria Futura di fronte al campus di San Giobbe a Venezia dopo le contestazioni subite negli ultimi mesi durante gli incontri con Emanuele Fiano e Carlo Calenda. I giovani di Futura hanno rivendicato uno spazio che, vista la partecipazione di realtà politiche, istituzionali, sindacali e associative di diversa provenienza, a testimonianza di come la difesa del confronto democratico non conosca parti ma sia trasversale. Manifestazione ad Eraclea contro il progetto di quello che dovrebbe diventare il più grande parco agrivoltaico d'Italia a Torre di Fine. Il parco occuperebbe 165 ettari di suolo agricolo con 118.000 pannelli alti 4 metri.
No al più grande parco agrivoltaico d'Italia in comune di Eraclea. Dovrebbe sorgere su 165 ettari di suolo agricolo, pari a 230 campi da calcio, e cingere d'assedio l'abitato di Torre di Fine con 118.000 pannelli alti 4 metri. Pannelli che, sostiene il Comitato No Agrivoltaico, secondo gli studi più recenti porterebbero anche ad un aumento medio delle temperature di 4 gradi. Contemporaneamente, peraltro, informa sempre il Comitato, è in progetto un altro parco ancora più grande, 220 ettari in località Boccafosse a Torre di Mosto. L'appello è soprattutto alla Regione. È un progetto di enormi dimensioni, è un progetto assolutamente incompatibile con il nostro territorio, è un progetto che va assolutamente ritirato o spostato da un'altra parte. Certamente non può essere un progetto che viene applicato qui a poche decine di metri dalle abitazioni, dal centro abitato di Torre di Fine. I manifestanti che hanno percorso i luoghi interessati dal progetto si dicono favorevoli alle energie rinnovabili e alla transizione energetica, ma non al costo enorme che pagherebbe un territorio naturalistico che ha una lunga storia di bonifica, agricoltura e sviluppo turistico costiero. Ma se proprio vogliono fare questo agrivoltaico avanzato, assolutamente può essere trovata un'altra area. Il proprietario e la società devono prendere atto che la società di Eraclea, il paese di Eraclea, le categorie economiche di Eraclea non vogliono assolutamente questo progetto. Ricoprirlo di pannelli, cabine elettriche, container e recinzioni metterebbe una pietra tombale su una delle poche opportunità di sviluppo, e c'è anche molta paura di una significativa diminuzione del valore immobiliare delle case. Dondino Pistolato è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Mirano dopo aver accusato un malore al termine di una lezione scolastica. Numerosi in queste ore di apprensione per la salute del parroco di Gambarare i messaggi di stima e vicinanze. Dondino è incorso in una grave ischemia, ha scritto il sindaco di Mira Marco Dori. La speranza di tutte e tutti è che possa rimettersi in salute quanto prima, anche a vantaggio della sua comunità che lo attende. Siamo con te. Si chiude così il messaggio appunto del primo cittadino di Mira, Marco Dori. Le conseguenze del conflitto in Iran stanno suscitando preoccupazione anche nel nostro territorio. L'allarme di Confartigianato Imprese Veneto. Questa situazione ci preoccupa molto e la preoccupazione ricade soprattutto su alcuni settori, ad esempio l'edilizia. La preoccupazione del caro energia avviene anche su materie prime, materie importanti per l'edilizia, per la costruzione, che è uno dei settori trainanti, ma così anche in molti altri. Questo comporta che le imprese artigiane devono in ogni caso guardare oltre. Le conseguenze del conflitto in Iran stanno suscitando preoccupazione anche nel nostro territorio. Oltre ai rincari già visti sul carburante, in allarme le imprese che, evidenzia Boschetto, devono iniziare a guardare oltre. Vuol dire che non è più sufficiente, come è stato per molti periodi, guardare a un solo mercato. Abbiamo avuto trainante sempre la Germania, la Francia e quindi un territorio europeo. Questa situazione degli ultimi anni ci deve far pensare che è importante guardare a quello che è il mercato internazionale e mai affezionarci solamente ad uno Stato o ad un unico lavoro, ma guardare oltre. Ma se le imprese devono guardare oltre, il messaggio al governo è di far fronte al caro energia che rischia di mettere nuovamente in ginocchio famiglie e imprese. Il caro energia è un settore importantissimo e molto gravoso per le piccole e medie imprese, perché vanno ad incidere veramente sulla produzione, sui costi della produzione e soprattutto dove noi come piccole imprese abbiamo poca forza nel mercato, sono le figure che acquistano da noi che possono eventualmente avere maggiori risultati economici. Noi siamo quelli che purtroppo dobbiamo cedere a quello che è il mercato globale e a volte anche nazionale. Ecco, questa preoccupazione speriamo che venga portata al governo e che il governo possa aiutarci in un momento così particolare e difficile. Era la nostra ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale veneziano che si chiude qui. Io vi lascio come di consueto alla sigla e a seguire alle previsioni del tempo. Grazie ancora per averci seguito, buon proseguimento e buon sabato sera.